Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania. Siete pronti a interagire con noi? Ed eccoci ritornati, pronti e carichi. Nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Come tutti i lunedì vado a dare innanzitutto il ben arrivato al mister Di Cento. Ben arrivato mister. Buonasera, grazie. Buonasera Ferdinando Toro e Piero Borzì. Ciao. Buonasera Mary, buonasera. Perché non ti sento a te? Abbiamo sempre... È il tuo, sei tu. Sì. Sei tu Ferdinando che porti Iella, non lo so. Adesso cerco di capire perché non ti senti. Guarda, porto la telecamera su di me. Sì, Piero, tu sì, è Ferdinando che non si sente. Adesso faccio arrivare chi di dovere che si sistema il tutto. Adesso arriva qualcuno. Nel frattempo che arriva chi deve arrivare, parliamo noi tre. Mi inquadro io e ditemi un attimino cosa pensate di questa partita che abbiamo visto sabato. Diciamo dopo 8 minuti siamo rimasti un pochino allibiti. Io dico così, un po' così, come dire, com'è successo? Perché? Sì. No, perché se tu fai così io non cambio la telecamera fino a quando non mi sistemano il microfono. Intervengo qui. Sì, puoi parlare tu. Allora, io mi riallacciavo al discorso di Ferdinando, anche se dopo 8 minuti abbiamo preso il gol, non ho visto una reazione della squadra. La squadra mi è sembrata che è rimasta nello spogliatoio, e poi faccio il mister che mi può dare anche delle delucidazioni. Io mi soffermo sempre sul fatto che Toscano non ha messo o cambiato modulo per poter recuperare questa partita, pur sapendo che il campo era anche più piccolo come dimensione, e Castasola e Donnarumma non potevano fare le sgroppate come le possono fare. No, Piero, io mi allaccio invece al discorso di Ferdinando, dicendo che il Catania Calcio non è entrato in partita, non è entrato nel rettangolo di gioco, in quanto non c'è stata una reazione, e spesso e volentieri il Catania ha queste tendenze. Non è la prima volta, andiamo a ridiscutere il discorso di Cosenza, il discorso di Sorrento. Questa squadra a un certo punto è come se si blocchi, come se il risultato non gli interessi. Questa è la sensazione. Su 11 giocatori in campo, 9 è come se non ci sono. Il caso vuole che abbiamo subito un gol per leggerezza, non per una supremazia loro, per una nostra leggerezza, un nostro esce tu, la prendo io, e abbiamo subito gol. Quindi o è un approccio sbagliato alla gara, o di questo se ne è discusso sempre, che Toscano non riesce durante l'arco della partita a dare un cambiamento alla propria squadra,
già ne abbiamo parlato, a tornare un 4-3-3, un 3-4-2-1, un 4-3-1-2, non riesce, torna sulle stesse linee e gli si viene contestato, e questo lo contesto pure io, scusatemi, e lo contesto pure io, perché Cicerella a 20 minuti dalla fine sistematicamente è fuori dal campo. Scusa, uno che gli ultimi 20 metri ha delle inventive, mi sta bene quando una squadra ti vince 2-0, Cicerella, basta, non mi serve più, riposate per la prossima. Ma tu devi recuperare una partita e mi fai fuori a Cicerelle? Ragazzi, poi dipende un attimino, dice, ma che abitudine che hai a far uscire gli stessi elementi? E io, mister, Secondo me, scusami se ti interrompo, niente, comunque Ora sistemeremo il tuo microfono, non ti preoccupare, ora lo sistemiamo. No, vabbè, niente, continua Piero, era soltanto una prova. un'interruzione tecnica, ecco. Ok. Mister, io mi volevo legare a questo discorso. Lui nelle ultime partite aveva trovato una quadra con Forte e Lunetta. Adesso Lunetta è in calo nelle ultime 3-4 partite, magari dovuto al discorso che ormai gli avversari lo studiano e fanno una piccola gabbia su di lui. Magari tu hai Roffini. No, Piero, non è così. Allora Ronaldo ti fa 5 gol a partita, 3 gol a partita, Holland ti fa 3 gol a partita, la gabbia la sanno, la conoscono, non c'entra assolutamente nulla della gabbia, si tratta solo ed esclusivamente che Lunetta è una fase calante, e ne avevamo parlato qua. Lui e i tecnici accanto a lui debbono vedere, perché poi hanno i medici che misurano i battiti, i chilometri, lui deve farlo riposare, magari da subentrato ti spacca la partita, ma la gestione ce l'ha lui nelle mani. E io volevo completare il discorso: se tu hai trovato una quadra con Forte al centro dell'attacco perché ti fa quella manovra che tu cerchi, come mai in queste ultime 2 partite è partito con Caturano titolare e non ha dato quell'apporto che lui magari voleva? Perché secondo me Caturano è più uomo d'area di rigore, magari. Io vi chiedo scusa se vi interrompo, ma abbiamo una telefonata, quindi continuiamo tra pochissimo a parlarne, perché abbiamo un ospite in attesa. Sì, diamo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Diamo il benvenuto a Mario Marino, dirigente calcistico, direttore, è stato anche direttore del Catania. Chi lo conosce, chi conosce il Catania lo conosce bene. Diamo il benvenuto a Sotto il cielo rosso-azzurro. Mario, benvenuto. Grazie, buonasera. Ciao Mario, buona serata, Saro De Cento sono. Ciao Saro. Buonasera, direttore Piero. Buonasera a tutti. Un grande abbraccio a Saro. Grazie Mario, sempre ricambiato. E io dico appunto di fare iniziare proprio a lui con le domande. Prego. No Mario, parlando oggi, ci siamo sentiti telefonicamente, in cui tutti quanti siamo un po' non scontenti della gestione Toscano, di come gestisce i giocatori, di come mette la squadra in campo e il perché non cambia le formazioni, cioè nel senso partite in corso, non riesce a cambiare modo di giocare. Mi chiedo a te, che sei stato e sei ancora nell'ambito calcistico e hai portato il Catania in categorie importantissime come la Serie A. Devi dare questo compito ingrato di trattare male Toscano. Ma No, è un parere personale, Mario. No, io onestamente devo dire che conosco Toscano da un po' di anni, seguendo il calcio, e quindi quest'anno il Catania ha un organico sicuramente il migliore organico, quello più completo di tutto il girone, quindi quest'anno il Catania può perdere solo il Catania il campionato, quindi a prescindere. Poi sai benissimo, Saro, tu che sei stato nel calcio a certi livelli e tanti livelli e hai fatto anche l'allenatore, da fuori è sempre problematico, le dinamiche interne sono situazioni che se non si vivono in modo diretto è difficile capire e poi magari entrare in merito. Certo, quello che si vede nella domanda che mi avete fatto, quello specifico, vedo poca elasticità nel cambiare, nel modificare durante la gara, e di avere sempre un problema monotematico per quanto riguarda il giocare. Poi ho fatto anche delle mie considerazioni personali, che avendo dei giocatori non credo che con quel tipo di gioco possono essere sfruttati.
È un po' quello che il tifoso contesta, sai, leggendo il giornale, vedendo Facebook. Il tifoso contesta questo. Noi stiamo parlando da sportivi, da tifosi, non da. No, io non voglio mettere la croce a nessuno, però secondo me il Catania ha un organico da 4-2-3-1 e non da squadra di ripartenza, per cui lui ha un suo modo di giocare che è collaudato perché ha vinto con questo tipo di sistema e quindi non c'è niente da dire. Però per quanto riguarda l'organico, secondo me l'organico che il Catania quest'anno ha formato è un organico da 4-3-1 come minimo, perché ci sono degli attaccanti che non possono giocare così lontani dai reparti, e secondo me Caturano e Rolfini e D'Ausilio non possono essere sfruttati nel modo migliore delle capacità che hanno. Una cosa è giocare con i cross di Casasola e di Donnarumma per Forte e qualche iniziativa di Cicirelli, e quindi è limitativa la proposta che fa il Catania, perché si dice in gergo, si aspetta sempre a maleducata della squadra avversaria giocando così, e invece il Catania secondo me è un organico che può imporre le proprie capacità, la propria forza, e deve giocare 15-20 metri più avanti. È quello che abbiamo discusso qua tante volte. Ti passo a Ferdinando, ti fa delle domande. Grazie Mariuzzo, sempre. Ciao, grazie Saletto. Mario, scusami, intanto ho sentito del tuo. Ma non ti preoccupare, mi fai sentire allora... Ok, dico, diciamo Rosario ha trattato più la parte tecnica, no? dell'argomento, e noi spesse volte ci ritroviamo a parlare, premettendo un fattore importante, no? Il fatto che ieri, sabato più che altro, vedendo la partita, mi sono reso conto che comunque il Catania poche volte si è affacciato comunque dentro l'area di rigore avversaria, e poi magari reclamando un rigore che era sacrosanto, alla fine gli viene negato e diciamo diventa quasi un alibi, no? Quando secondo me non è un alibi, perché hai creato poco nella partita, ma quanto conta avere anche all'interno della società dirigenti che possono battere diciamo i pugni sul tavolo su certi argomenti, perché ormai i torti arbitrali ne abbiamo subiti tanti. No, su questo non mi trovi d'accordo, perché sicuramente c'era il rigore a favore del Catania, però devo dire per tutta onestà, io ieri mi sono veramente disgustato per quello che ho visto Altamura Salernitana, e quindi qualcosa non mi è piaciuta per niente, perché è stata secondo me una gara veramente pilotata sotto certi aspetti. Non voglio alimentare chiacchiere, però c'è un'evidenza, peraltro conosco diversi giocatori, ne parlavo anche con Alessio Curcio, determinate cose, è stato veramente una cosa brutta vedere, però io devo dire che anche il Catania ha usufruito di agevolazione nella partita col Benevento. Il Catania ha avuto un rigore che poteva anche non essere dato, come il Benevento non ha avuto un rigore che poteva essere dato con espulsione, non mi ricordo se era di Erardi o di Gennaro. Quindi, però ieri si è superato ogni considerazione, perché c'è da agganciare un discorso, lo facevo con un dirigente, un ex dirigente del Catania poco fa, per quanto riguarda la partita Salernitana-Crotone, e c'era stato questo malessere del gol annullato al supporto tecnico per quanto riguarda il gol annullato della Salernitana-Crotone, ma la settimana dopo, ieri, c'è stata qualcosa di inammissibile per quanto riguarda il calcio. Innanzitutto due rigori che secondo me non c'erano nessuno dei due, tra l'altro il secondo secondo me non era neanche dentro l'area, non lo so, non si è capito bene nell'immagine, però il gol che ha annullato il 2-1 all'Altamura è qualcosa di scandaloso. La palla stava entrando, penso che non era neanche per il gioco e non l'ha toccato, come il rigore che ha fatto Matino su Simone era qualcosa di... Ecco, quello bravissimo Mario, quello è un calcio di rigore alla stessa condizione. Il calcio di rigore è a 3 metri dalla porta, bravo. E tu non lo puoi sbilanciare, e poi quindi sono delle cose come questo tipo di tecnologia che molto mette in difficoltà. Ieri nel rigore finale non ha avuto la terza carta da giocare all'Altamura, quindi non si è potuto. È vero anche però, questo. Quindi
per me ieri mi ha lasciato grande amarezza, ma non per il fatto del calcio, il calcio così viene calpestato, poi sentire quell'allenatore che si chiama Peppe Raffaele dire che meritavano di vincere mi è stato un po', non ho digerito bene la cosa nel sentire, nel raccontare cose non viste. Mario, faccio l'ultima considerazione, perché dalle tue parole capisco che magari forse è proprio la classe arbitrale che è veramente scadente, e poi lascio la parola a Piero. Aspetta, l'essere scadente o meno, spero che non ci sia malafede. Ecco, questo. E questo me lo auguro anch'io. L'essere scadente vale per i dirigenti della classe arbitrale che bocciano. Vale per tutti, Mario, dovrebbe valere per tutti. Ma sicuramente. Direttore, buonasera. Io mi lego a un discorso. Lei è un dirigente navigato perché negli anni tra Giara, Cireale, Catania ha fatto la storia del calcio siciliano. Lo conosciamo tutti. Direttore, abbiamo memore le sue avventure. Va bene, adesso viviamo tranquillo la giornata, dai, parliamo di calcio. Dai. Io mi volevo legare a un discorso. Quando è stato importante la società a prendere Torre del Grifo, a dare una casa al Catania, lei che è pure stato a Torre del Grifo, e se in prospettiva sarà la carta giusta per farci uscire da questa categoria? Allora, Torre del Grifo, io siccome sono stato molto polemico per quanto riguarda, siccome mi piace giocare su Facebook e fare dei post su Facebook, il Catania Torre del Grifo era, secondo me, poi magari loro hanno fatto un discorso più aziendale, quindi col tempo hanno risparmiato diversi soldi per il valore di Torre del Grifo, che è un valore immenso per chi c'è stato, per chi conosce Torre del Grifo. Era un'arma importante, essenziale, primaria, ma c'è una considerazione che ho fatto anche, quella che tu non hai preso Torre del Grifo, ma non ti devi far scappare Via Grande. È stata qualcosa di allucinante nella struttura più bella che abbiamo in provincia, che lo va a prendere l'Atletico Catania per 12 anni. È qualcosa di veramente, oggi la squadra femminile del Catania è costretta a pagare l'affitto per giocare a porte aperte le sue partite, quando tu potevi prendere una struttura che non aveva squadre. Il comune di Via Grande non ha squadre, quindi era in mano all'Atletico Catania, con tutto il rispetto a Proto. Però voglio dire, il Catania non poteva farsi scappare quella struttura, perché Enesima è piccola per quanto riguarda tutte le squadre, il settore giovanile che devono allenarsi e devono partecipare ai campionati. Giocano tra l'altro a porte chiuse ed è qualcosa di impressionante, una squadra professionistica che non può far vedere i propri giocatori, dei ragazzi della primavera, degli allievi, dei giovanissimi. Ma infatti Via Grande è una struttura messa a nuovo, perché io lo ricordo tanti campi, un campo di battaglia negli anni. Via Grande è stata costruita, era una cosa da Catania prendere subito. Quando io ho sentito l'anno scorso Paggiano, il direttore Paggiano, che lui si allenava al Cibel, che era la sua casa, è stata una cosa, per chi fa calcio, una cosa che è offensiva. Uno che si allena a Ciballino è una cosa offensiva, non si può fare le distanze, le misure, perché chi gioca a calcio è Saro e lì sì, sono d'accordo. Già ne ho parlato l'anno scorso, appunto, dicendogli che non è calcio quello lì, assolutamente. Non alleni le misure, non alleni le distanze. E poi un campo nuovo, Via Grande, nuova generazione, anche la struttura, la palestra, ha un po' tutto, quindi... Certo, era a parte che solamente per la prima squadra, non solo per la prima squadra, era una struttura che il Catania doveva subito far sua, perché una vetrina è spettacolare, tutto sommato, per mostrare sia il settore giovanile che quanto riguarda anche gli allenamenti, nell'eventualità della prima squadra, perché il Catania gioca spesso in campo sintetico, e quindi era al chiuso, era sempre in modo privato e quindi molto riservato, quindi è una situazione che secondo me chi era vicino ai dirigenti non ha saputo consigliare, magari di suggerire. E appunto ci sono stati dei consigli che non sono stati giusti. Conosco molta gente che veramente il calcio nel Catania, alcuni, non tutti, hanno difficoltà a capirne, però va bene. Direttore, io prima volevo chiudere con una domanda secca.
Ma conoscendo l'ambiente del calcio, se Toscano non porta risultati in queste 3-4 partite, uno scossone si potrebbe avere? Ma no, non credo, però c'è una condizione psicologica che Catania ha fallito un momento. Il Catania vince a Casarano, mette, a prescindere le distanze, mette una condizione di classifica incredibile. Oggi la sconfitta di Casarano porta al rientro del Cosenza, porta alle possibilità di altri di avvicinarsi, non ce ne sono altre oltre Cosenza, però ha fatto sì che il Catania vince a Casarano e la Salernitana deve andare a giocare ad Altamura e il Benevento col Monopoli in casa, diverso. Invece la condizione è che tu hai perso o la possibilità di scavalcarti, che poi magari le partite sono andate in un certo modo e anche in modo sciagurato per il Catania, perché però intanto la sconfitta del Catania ha messo in modo anche l'abbassare della classifica, certo, e la partecipazione del Cosenza. E infatti domenica c'è lo scontro diretto Cosenza-Benevento. Domenica c'è Cosenza-Benevento e il Benevento è una squadra forte ma battibile. Il Benevento è una squadra forte ma battibile, con Gaetano Auteri ancora di più battibile, perché è una squadra che gioca aperta, è una squadra che non lesina, va tranquillamente, però rischia tantissimo. Ieri ho visto anche Benevento, onestamente ho visto Benevento Monopoli, ha fatto una bella partita, ha iniziato bene, hanno fatto anche un gol su azione manovrata, su azione studiata, su una punizione iniziale molto bella, ha giocatori importanti, c'è il miglior centrocampista della Serie C, quello che il Catania purtroppo direttore, io volevo dire questo qua, Benevento hanno dato uno scossone con l'esonero di Auteri, hanno messo Flores, ma è stato uno scossone, si è dovuto, per quello che so io, è dovuto ai fatto dei risultati. Sarò decento, sicuramente conosce Gaetano come conosco anch'io Gaetano Auteri, quindi lo sappiamo. Sarà successo qualcosa quest'anno, e poi chiudiamo in base alla vostra trasmissione. Quest'anno non c'è più Loreno Cazio, un compagno di squadra del signor che lo guidava, vero? Che lo guidava. Gli hanno tolto tutto lo staff tecnico. E la cosa più brutta che hanno fatto, hanno preso un allenatore in seconda che io ho avuto a Trapani, da direttore generale ho avuto Monticciolo, che è allenatore in seconda. Quando io ho saputo, gli ho chiamato, gli ho detto: ma ti sei messo qualcosa dentro? Ma io non capisco come. Poi sarà successo qualcosa di strano, perché hanno fatto fuori anche Peppe Di Mauro, il preparatore atletico. Sì, Peppe Di Mauro. Quindi è rimasto da solo Gaetano Auteri. E quindi non sono vicende di campo, secondo me, non sono vicende solamente di campo, tanto avevano vinto a Foggia 3-0, non è che vero Mario, hai ragione, sono vicende di spogliatoio o di società che magari noi non sapremo mai. Ma il centrocampista mi parlavi di Maida, scusami, Di Maida, voglio dire, anche perché ti voglio dire, il chiudo di Gaetano, gli era stato rinnovato il contratto e quindi allungato. È vero. Maida è il giocatore più completo, perché voglio dire, con l'assenza di Aloi il Catania perde questa possibilità di due. Ma sai, noi Piero insiste tanto per un centrocampista che Catania probabilmente potrebbe prendere a dicembre. Lui insiste sempre su Casasola. No, lui però è anche vero, scusami Mario, come tu conosci Toscano, aspetta mister, io insisto, se il Catania... su Casasola. No, ho detto io se a gennaio potrebbe arrivare al Leone della Juve Stabia. No, tu parlavi di Casasola, no, di Casasola, scusami, il centrocampista del Leone. No, il centrocampista del Benevento. No, Leone. Non era Leone, era un altro, ascoltami, era... Lui, secondo me lui prenderà Barone che non gioca... No, do Benevento. Che ti può darsi il cervello. Secondo me Toscano chiederà Barone, il centrocampista della Salernitana, che lui aveva a Cesena. E si era vociferato perché Barone non ha avuto in questo spazio... Non ha avuto. Ecco, tu mi parlavi di Capomaggio, tu mi parlavi tanto di Capomaggio. È stata magari quest'estate, però questo che sta dicendo il direttore su Varone c'era stata mezza parola, perché forse poi le scissioni. Facciamo un discorso
più tecnico, per favore. Allora, se parlate di Capomaggio e di Leone, lui dovrebbe modificare e giocare con Bravo. Quindi, siccome lui gioca un 3-4-2-1, gioca con i due centrocampisti, prenderà Barone o uno simile a Barone. Appunto. Perché se tu prendi Leone è un play, è un giocoliere. E non ti serve, non lo fa giocare, Capomaggio ieri, se vedete la partita della Salernitana, ieri ha fatto lo scienziato di Peppe Raffaele, ha fatto giocare un ragazzino 2007 centrale basso, play basso, e Capomaggio a sinistra. Dopo 25 minuti, mi sono segnato 25 minuti, è stato costretto ad abbassare Capomaggio e perdevano 1-0 e alzare Diedico, che poi non ho capito l'insistenza di far giocare un ragazzo del 2007 avendo in panchina De Boer, avendo Barone, avendo giocatori importanti, però sono cose interne alla Salernitana, quindi non so. Varone è un uomo di Toscano, quindi già conosce magari i dettami tattici di Toscano. Gioca in quel modo, non potrebbe mai chiedere un Leone o un Capomaggio. Potrebbe essere che si riscalda di nuovo la pista a Buglio, che si parlava quest'estate, lo scambio fra Buglio e Quaini. Ma che senso avrebbe Buglio? Quaini è un giocatore importante, non è che non considerate. Io a Quaini adesso non lo cambierei assolutamente. Ma assolutamente, ma perché considerate Quaini giocando in questo modo? Quaini è importante, come ieri, sabato. Non ho capito, in un momento delicato della partita, i due importanti come Cicirelli e Di Dacchio non sarebbero mai per me. Mario l'ho accennato all'inizio trasmissione, dico, ma sto Cicirelli che a 20 minuti dalla fine sistematicamente esce dal campo, dico, capisco che vinci 2-0 e ci sta, dai, fallo riposare, ma è una squadra che deve recuperare. Scusa una cosa, Cicirelli è quello che tu non hai confermato. Lo scorso anno tu hai scelto di non confermare dopo che il Catania aveva riscattato Cicirelli dalla Lazio. Quindi non lo so, i dubbi. E appunto sono tanti dubbi legati a Toscano, perché è un enigma, ci sono tanti enigma. Va bene, dai. Però la società ha dato fiducia a Toscano, anche se magari per dare una scossa non si sa mai nella vita. La scossa, poi bisogna vedere la scossa dopo tu hai programmato, hai rinnovato, perché poi il Catania bene o male si è riorganizzato a livello societario, ha tolto delle situazioni che erano molto ingarbugliate lo scorso anno con la gente che ha mandato da Paggiano in poi, dai. Va bene, giusto, hai ragione. Lasciamo stare. Storia Paggiano è sembrato un po' strano, Mario. Storia Paggiano è sembrato tutto strano. Non mi mettete in No. Magari se capita ne parliamo in privato, va bene? Con piacere. Va bene Mario, noi ti ringraziamo qui a nome di tutti la redazione, e magari ci risentiamo appresso, se vuoi, con molto piacere, per parlare di calcio, di Calcio Catania, ma di calcio in genere, perché è sempre bello parlare con te e questa è la dimostrazione. Io ti ringrazio. Sarò decente, non potevo dire di no, però. Okay. Ciao Mario, un abbraccio grande. Grazie direttore, buona serata. Buona serata e buona trasmissione, buona serata. Buona serata, grazie. E allora noi ringraziamo, ringraziamo per questo intervento telefonico. Siamo letteralmente fuori, ma non ci importa, perché queste telefonate, quelle belle, a noi piacciono. Quindi ci fermiamo un istante, ragazzi, e ritorniamo tra pochissimo sotto il cielo rosso. La verità, queste telecamere mi fanno lo scherzetto che si aprono prima, ma poco importa. Siamo ritornati per l'ultima parte di Sotto il cielo rosso-azzurro dopo questa bella telefonata. Raga, adesso vogliamo un po' sapere anche qualcosa da voi. Ora che abbiamo ripristinato il microfono, sei felice? Sì. Bene, adesso, siamo contenti. Adesso mi sento meglio. Libero sei tu. E allora, per come stavamo dicendo poco fa, comunque la telefonata di Mario Marino è stata una bella telefonata, soddisfacente. Abbiamo chiarito anche alcuni punti e soprattutto abbiamo fatto, credo, delle domande che magari tanti ascoltatori, tanti tifosi
si fanno e lì magari hanno trovato le risposte. C'era Grilli che aveva fatto una domanda di senza se e senza ma. Toscano sì o Toscano no? Gliel'ho chiesto lui io. sorvolava, diciamo. Sì, infatti non andava. Gliel'ho rivolta io e ha detto magari. Non hai voluto essere molto Però diretto, sai, il calcio diciamo. è imprevedibile, tante volte quando poi non arrivano i risultati, attualmente i risultati stanno arrivando, qualche prestazione come diceva mister Decendo si è ripetuta nell'arco, per cui vedi come Cerignola, Cosenza, abbiamo rivissuto quei fantasmi, sperando che Toscano riesca a inquadrare un po' il tutto. Ma Perché il calendario ci viene anche favorevole alla mano. Però io voglio chiedere al mister. Mi sento un'altra volta. No, ti senti, voglio allora. chiedere al mister, perché lui può fare due tipologie di pensieri, sia quello di mister sia quello di tifoso. Li possiamo suddividere in due. Quindi parere da mister e parere da tifoso. In riferimento a cosa? Alla partita, al Catania, a tutto l'insieme delle cose. Allora, in riferimento alla partita, come già ho detto agli inizi, il Catania non è entrato in campo per nulla, per nessun motivo, era rimasto nello spogliatoio. Diamo tanta responsabilità a Toscano nelle scelte iniziali e nelle scelte che si fanno durante l'arco della partita, quello è molto chiaro. Ma è anche vero che ragazzi, i giocatori debbono mettere tanto del suo. In campo vanno loro e delle volte mi sembrano come se prima di cominciare la gara già si sono arresi. Limitati, secondo me. Può essere che non sono soddisfatti di quello che devono fare, cioè sono infelici. Scusate, nella sì, felicità infelici. Ma no, dico sempre di no, perché loro devono pensare a fare i calciatori. La società li mette in condizione di fare i calciatori 360 giorni l'anno o 300, diciamo 20 giorni, gli altri vanno in ferie. Quindi loro debbono pensare a entrare in campo e lottare e sudare per quella maglia. Chi capisce di calcio si vede subito che domenica il Catania non è entrato in campo. Il caso ha voluto, o io me ne sono accorto nel gol preso, che in quell'occasione là il portiere esce a pigliare la palla, il giocatore copre l'attaccante in modo che il portiere possa uscire senza rischi, e questo non è successo. C'è stato un secondo episodio nella stessa condizione. Non so come ha fatto a metterla fuori quel ragazzo lì, Caiazzo, mi sembra un nome napoletano, però viene non so da quale paese. Mister, ti volevo fare una domanda appunto, secca. scusa, è completo Piero, dicendo che io mi aspetto una squadra che rientra nel secondo tempo con il fuoco dentro, con il coltello tra i denti, con battagliare sul campo, non a litigare, battagliare sul campo della serie. Questa partita la voglio fare mia. Da capolista. Non risulta, a me oggi non risulta. Mister, io ho una domanda secca. Caturano ha lavorato in tempi non sospetti a Cesena con Toscano, ma Caturano con il gioco di Toscano rientra? Piero, ne abbiamo parlato 1000 volte, io dico sempre no. Quindi hai il mio stesso pensiero. Cambiare modo di giocare, ne abbiamo discusso 1000 volte. Perché non mettere due attaccanti vicini? Perché come diceva Mario Marino, con 4-3-1-2 due attaccanti vicini rendono di più e creano più occasioni gol. Cicerelli probabilmente come trequartista secondo me se la può anche cavare per non farlo dietro le due punte. Ma non cambia né durante la gara né nel primo tempo né la partita successiva. E ragazzi, un problema di fondo una di quelle partite che ho vista veramente con soddisfazione è stata la partita a Caserta. Abbiamo pareggiato, ma il Catania ha giocato da squadra. Ferdinando, i centrocampisti andavano, i difensori se l'è giocata quella a viso aperto senza paura. Ma perché le altre ed no? È stata anche piacevole. Ma ti faccio presente che noi con la partita in casa che abbiamo fatto, quella con l'Altamura, abbiamo giocato domenica scorsa in casa. Con l'Altamura. Non è che abbiamo fatto tutte queste grandi situazioni. Da Ausilio ha spaccato la alla partita. fine là appunto è una partita un po' bloccata, un po' rognosa. Poi alla fine è quello che ti manca la fiducia, capito? Nella squadra, nei toscani, dice, ma santo Dio, oggi di domenica ce la facciamo a battere chi cavolo abbiamo in Latina. casa? Ce la facciamo a battere il Latina? Io mi auguro di sì. Io comunque ti entrano i fantasmi. volevo dire una cosa riguardando appunto questo discorso, lo dicevo ieri parlando con amici, dico non eravamo troppo forti la scorsa settimana, non siamo troppo scarsi oggi. Io purtroppo vedo che Toscano a volte ha questi attimi di appannamento, ma attenzione, c'era lui come c'era la squadra, ma è lui che trasmette
questo tipo di, ma do la responsabilità a lui perché lui li mette in campo, perché riprendendo il discorso di Caturano, se tu sai benissimo che non ti dà quelle garanzie, inizia con forte, poi con le squadre un po' più lunghe metti magari Caturano, cambi qualcosa, metti Rolfini, però dico non stravolgere quelle che sono le dinamiche di una squadra che ti ha dato delle certezze, perché così veramente, a parte confondere anche i giocatori, rischi di creare una crisi di identità sul gioco di questa squadra che a me, fino a quando portava i risultati anche pur giocando male, poteva andare bene. Quando poi vedo delle partite non giocate, ragazzi, non va bene. Io la maglietta la voglio vedere sempre sudata e questa volta mi sa che non è stata così. Però Ferdinando, io mi legavo a questo tuo discorso e come dice il mister, poi si diventa troppo monotematici, quindi è un discorso di moduli. Questo è il problema, perché poi la squadra non ti reagisce, perché tu devi cambiare modulo, devi essere bravo a cambiare modulo. E in Toscano non si è visto tutto questo, quindi non è una critica a Toscano perché uno vuole criticare Toscano, ma è evidente, è sotto l'occhio di tutti. Ma è una critica al suo operato, ragazzi, che c'è chiaro. Appunto, il suo operato non può essere. Tu dicevi poco fa, abbiamo vinto bravi, no. Abbiamo vinto, abbiamo detto vabbè, pigliamoci 3 punti, ne abbiamo parlato qua. Sì. Pigliamoci 3 punti e mettiamoli da parte. Ma il gioco non c'è. Abbiamo pareggiato e va bene. Abbiamo vinto col Benevento ed è vero. Pigliamoci 3 punti e mettiamoli da parte. Ma forse con la Salernitana abbiamo fatto una partita molto più dignitosa. Ma ragazzi, c'è un continuo. Ci sarà una 3, 4, 5, 6, 7 vittorie di seguito. Ci sarà, siamo tutti, io penso che tu sei più desobante di me, caro Ferdinando. Ma io guarda che sono stato siamo tutti preoccupati. Ormai siamo tutti spaventati sul nostro, speriamo che ci vada bene. Io quando si parlava sul discorso che magari si parlava fra amici, sai, andiamo qui, andiamo a vincere, no, non sottovalutiamo nessuno, perché non è sottovalutato. Non è sottovalutato, perché se tu la partita la giochi con le figurine, che tu sai che c'hai i giocatori che sulla carta sono più forti, allora già la partita l'hai vinta. Ma quando tu la partita non la giochi e non entri in campo, è normale che vai a giocare anche con una squadra di Serie D, ti può battere tranquillamente. Cioè non sono i valori che scendono in campo, ma sono le determinazioni di ognuno, di tutti quei giocatori che entrano in campo con la voglia di vincere. Ieri, se tu andavi a vedere la partita della Salernitana, al di là di tutto, non è un elogio per fare alla Salernitana, che non me ne voglia nessuno, perché sicuramente io non tifo per la Salernitana, però voglio dire, se tu vai a vedere loro si sono riversati tutti in avanti, poi lascialo stare l'episodio, il ma hanno vinto con 2 calci di rigore. Non ha importanza, Piero, ma si sono buttati dentro l'aria, perché hanno fatto che gioco. Se tu non riempi l'aria, se tu andavi a vedere le statistiche, nel secondo tempo la Salernitana aveva il possesso palla tutto suo, l'Altamura non ha tirato più una volta in porta, l'ha schiacciati lì. È normale che se tu entri 100 volte nell'area di rigore, prima o poi il caso può nascere, certo, il caso te lo trovi. Se tu tiri 100 volte in porta, prima o poi uno entra. Ma se tu tiri una volta, non puoi pensare che entri in area, ti danno il rigore e vinci la partita. Questo che sia chiaro. E quindi io mi lego a quello che hai detto tu. Non sono le figurine. E quindi sai cos'è? Che non abbiamo fatto un tiro in porta. Esatto. Sì. E quindi non abbiamo fatto un tiro in porta di poter dire che il Catania meritava è un gol. Il Catania meritava. Non lo possiamo dire. Oggi possiamo dire che il Catania meritava la sconfitta. Ma io, mister, mi legavo a questo. Non c'è stata. Mi legavo al discorso di Ferdinando. Non sono le figurine, perché i valori in campo non sono equi, perché i giocatori del Catania sono superiori. Però è un discorso di modulistica, di modulo. Questo è, perché se tu entri sempre con quel modulo, la squadra non dai un input in più, magari con un'altra tipologia di modulo, con altri cambi, hai 5 cambi a disposizione, potevi dare alla squadra una marcia in più, quello che non ha fatto Toscano, nessun tiro in porta, nessuna cosa. Questo io mi leggo anche ai moduli. Come abbiamo visto, a prescindere Toscano, credetemi che magari la responsabilità al 50% ci sta, ma l'altro 50% se lo devono assumere i giocatori. Giusto. Non può essere che non vedo uno che mi tiri da fuori aria. Non può essere che un esterno destro o l'esterno sinistro non vanno su un cross da sinistra, l'esterno destro è sulla bandierina. Non può essere. Devi stare davanti alla porta, vai di là, ci deve essere Casasola dentro l'area di rigore. Ma quindi potevi rinunciare al braccetto? No, non devi rinunciare a nulla.
annulla. Cambiare Se meccanismi deve andare a recuperare una partita, io non dico partire allo sbaraglio, ma se devi recuperare una partita qualcosa la devi rischiare. Ma magari ti metti a 3 a centrocampo. Lascia stare, a me non si può mettere a 3, a 4, a 7, a 1, non me ne frega nulla. Ma devi rischiare, devi crearmi un'occasione gol. 2 occasioni me le devi creare, un colpo di testa e un cross forte. Non ha creato nulla. E allora siamo tifosi del Catania, bene, andiamo avanti. Ma io, come voi, come tifosi, ci preoccupiamo che domenica prossima per l'ennesima volta vinceremo una partita così un po' altalenante e vediamo come va. Cioè, ecco, andiamo allo stadio, vediamo come va. Non andiamo domenica e vinciamo la partita. Vediamo come va. Ti sta togliendo quella consapevolezza, la certezza che avevo anche io in primis. Giochiamo con Latina e dovrebbe essere, io da capolista, una non diciamo vittoria scontata, ma una partita, però adesso arriva al punto che tu vedi i fantasmi, quindi non sai come comportarti. Ma secondo me è anche un po' il divertimento, perché da tifoso vai allo stadio a divertirti perché la partita te la vivi, invece qui ci vai un po' con l'ansia. Ci vai, poi vinci magari, batti le mani, contenti tutti, felici tutti, ma vai via. Sembra dicendo, ma la prossima fuori casa come finirà? Con l'ansia. Capito? Da considerare che appunto il Catania fuori casa quest'anno ha un trend diciamo negativo, in discesa. Perché no, alla fine ha fatto soltanto una vittoria, dei pareggi, 2 sconfitte. Dico, il problema è quello, sempre poi tutto dipende anche dall'atteggiamento, perché quando trovi quei giocatori che comunque hanno voglia di rivalsa, in qualche modo hanno quell'atteggiamento cattivo, quella voglia della ricerca del risultato, che non è un solo giocatore ma lo deve avere tutta la squadra, perché insieme devono fare in modo di portare il risultato. E poi, come si dice, le parole, le frasi fatte a volte hanno ragione, la fortuna aiuta gli audaci, no? Cioè alla fine se tu una cosa ma ci devi provare, se tu non provi, cioè è normale, non puoi pensare che la prima volta che giochi il Superenalotto lo vinci, dai. E io mi leggo a questo. È la stessa identica cosa di quello che è successo. Rolfini entra in aria, prende la palla, cioè non puoi pensare che di rigore tutta la vita, attenzione, lì può cambiare la partita. È la stessa cosa di Cicerelli, 4 punizioni, non li battere tutta a rete, prova a fare uno schema, prova a giocarla con i compagni, guardati con i compagni, non trovare le solite soluzioni. Cioè, a volte devi essere anche imprevedibile, cioè, le situazioni favorevoli te li devi creare, ma non dico solo a lui ma in generale. Ma io mi legavo a questo perché ho visto un'involuzione fuori casa, perché se io mi ricordo a memoria la seconda partita che abbiamo fatto di campionato a Cava dei Tirreni, il Catania ha creato, perché abbiamo avuto il calcio di rigore poi sbagliato da Cicerelli, abbiamo segnato con forte, però ha giocato e ha creato le opportunità per vincere, come le ha create Giuliano nelle uniche 2 partite che abbiamo vinto fuori casa. Qualcosina ha creato a Trapani, poi per il resto ieri a Castellano ci sono stati fantasmi, proprio fantasmi. Ma è quello che ci si preoccupa, caro Piero. Ma ciò non toglie, ragazzi, cominciamo da capo, cominciamo dagli inizi, dicendo che, e io l'avevo detto settimana scorsa, il Catania non è finita, il campionato non è finito la settimana scorsa. No! E non è finito ma nemmeno questa settimana. Il punto è che ci preoccupiamo tutti del proseguo. Se questo Catania ha queste sali scendi, diventa difficile. Che se per disgrazia il Cosenza, come diceva Marino, si inserisce, io sono convinto che il Cosenza romperà le scatole anche a noi. Quindi attenzione, non è che siamo in 3, eravamo in 3. E poi mister, come diceva pure Mario, facciamo anche una partita fuori dal campo, perché ieri quella la società deve intervenire, ragazzi. Con la Salernitana si è visto, quindi fai 2 partite in una, quindi devi essere tu più forte di tutto quello che c'è anche all'esterno. Quello deve intervenire la società. E per questo ti dico, a parlare dove di dovere, di diritto. Amico mio, io spendo tanto quanto, io spendo come quello. A me questi arbitri così novellini non li devi più mandare, o mi mandi persone che abbiano un'esperienza in questa categoria, se no non mi mandare per quei ragazzini là, perché ha fatto il protagonista in tutto, attenzione, non sul calcio di rigore, in tutto, sulle punizioni, su perdita di tempo, quindi è stato un arbitraggio sfavorevolissimo. Per questo ti dico, mister, tu quando gioca la Salernitana hai sempre dagli 8 ai 9 minuti di recupero,
il Catania ha concesso pochissimo di recupero, e io quello che mi volevo legare era questo, mister. No, mister, io mi volevo legare a questo. Essendo che tu combatti con tanti fattori, devi essere una squadra consapevole dei propri mezzi e imporre il proprio gioco dove vai, perché con queste squadre si vincono i campionati. Aspettiamo tutti. Allora, noi abbiamo parlato con quello di Salerno, come si chiamava, mi ricordo un paio di settimane fa, quel signore di Salerno. No, è di Benevento, per Panzalone. E abbiamo parlato con Mario Marino, abbiamo parlato con Francesco Sotera. Tutti, e io in primis lo dico, abbiamo una squadra, anche Peppe Mascara, per il campionato, una squadra migliore di tutti. Era una squadra con tanti giocatori di categoria importantissime. Però cavolo, in campo dovete andare con la determinazione di vincere le gare. E questo e non mandare le fotocopie, come dice Ferdinando, le figurine. E questo ti dico io, quindi essere consapevole dei propri mezzi. Io sono il Catania, impongo il mio gioco, perché con queste squadre si vincono i campionati. Poi ti ripeto, Mario diceva, Mario diceva Toscano ha vinto 5 campionati. Aspettate per un attimino, però il calcio si evolve. E Toscano si deve evolvere pure. Se io vedo che questa strada è chiusa, non è che sbatto la testa per aprirla, cerco di girarci in modo che arrivo alla stessa strada ma girando largo. Quindi lui, secondo il mio parere, lui in certe partite deve cambiare modulo di gioco, ma non è perché non mi piace il proprio modo, perché un 3-5-2, un 3-4-3 può stare bene, però vedo dei movimenti strani insieme alla squadra, caro. Ma io dico, infatti, giocatori che magari questo secondo me anche a volte questa squadra non ha meccanismi di gioco, è quello che secondo me manca. Però al di là di tutto, ragazzi, tipo siamo tutti arrabbiati, tutti incavolati perché per la sconfitta abbiamo perso la vetta della classifica, però io a volte, ripeto, preferisco sempre inseguire piuttosto che essere inseguito. Ma lo sai, il campionato è lungo, Piero, scusami. No, io preferisco il campionato è lungo. Io al contrario, preferisco essere inseguito. Bravo. Io preferisco che mi insegua. No, però se poi tu la metti in tema ciclistico, poi nella volata finale si augura sempre che mi seguono. Io guarda, come dice il mister, io ho preso la vetta, io ho l'opportunità di allungare il passo, devono essere gli altri a avere tensione di me, non io a inseguire gli altri. Una grossa squadra. Il Caserano non è che era tutto questo furore. Al Catania fa male la vetta, magari manteniamoci così, poi facciamo la volata finale come nel ciclismo. Si fa la volata finale. Ma lo sai, è meglio. Mi piace anche per la prima la volata. Guarda, è meglio vincere alla Pogacar con uno scatto e vai a vincere solitario. Festeggiamo già a maggio. Che nell'arco che poi deve arrivare rimani secondo, terzo, quarto, si possono rompere degli certo, per questo ti dico, la fuga è sempre ottima. Comincia a essere meno fiducia dei giocatori. Invece essendo là sopra, ragazzi, è una serie speciale. La fuga è sempre ottima. Tu immaginati il campionato come te lo vivi. Però se adesso loro vogliono comunque questa vittoria, ora che sono sotto devono sapere che devono fare dei sacrifici in più. E hanno perso soprattutto un'occasione. E se ti scivola il piede? Se un domani si dovesse ripresentare la solita situazione, devono comunque fino all'ultimo stringere i denti e lottare partita per partita, e entri in un mood diverso, perché sai che oggi la vetta della classifica la pessa per leggerezza, la prossima volta ci pensi tu. È leggerezza tua. No. Però ti dico una cosa, Ferdinando, malauguratamente ti scivola il piede e quelli che sono in vetta allungano e tu poi la rincorsa è troppo difficile, non si parla più qua di volata. Poi si 8 punti sotto, il Catania ha fatto un rullino assurdo. Vero. E ha ripreso tutto, poi è arrivato lì e ha perso un'altra volta. Io preferisco allungare. Comunque Piero, è prematuro, ragazzi, prematuro. Sono discorsi che devono entrare in testa. A discutere in questo momento è la non continuità del gioco, non i risultati, perché tu ci sta un pareggio, ci sta una sconfitta, ma se tu mi perdi come hai giocato a Caserta, devi stare zitto. A Caserano? No, a Caserta. A Caserta, quel 2-2 di Caserta. Se tu perdi, io mi sto zitto perché hai dimostrato, per me hai giocato da squadra. Poi c'è stato l'episodio. Però se tu mi perdi con Caserano, ragazzi, senza un tiro in porta, dico no, sta mancando la fiducia dai tifosi verso la squadra. Domenica saremo al campo, saremo a tifare.
però non c'è quella certezza. Speriamo che sblocchiamo. Poi il Latina è la bestia nera del Catania. Diventa difficile, ragazzi, E appunto su questo io si parlo. aspetta tutti quanti la Serie B quest'anno. L'aspetta la Salernitana, l'aspetta le altre squadre. Noi da catanesi diciamo che è detto da tutti, è detto ai lavori, il Catania ha la miglior rosa della categoria. Ma tutti lo dicono. Ma debbono capirlo i C'è un giocatori. pezzo che sbaglia in tutto, però. La miglior rosa di tutti, ok? Ma c'è un pezzo che non funziona, secondo anche tutti. Magari il pilota di questo Titanic speriamo che rimane. È come Puoi quando parlare, messaggi da mandare? hai la macchina che non è guidata bene. Però attenzione, cara Mary, in campo ci vanno sempre i giocatori. Tu ti chiami Casasola, tu ti chiami Cicerelli, tu ti chiami Caturano, Forte, e quindi in campo Miracchi. devi dimostrare che hai le capacità di vincere le gare, anche da solo in certi momenti. Condivido. Va bene, ragazzi, io siamo direi- arrivati al termine. Direi di chiudere e magari oggi non abbiamo letto i messaggi. Vabbè, abbiamo avuto Siamo concentrati su altro, comunque Ma lo ci faremo, sta, ogni tanto lo faremo ci la sta. prossima settimana, anzi lo dico ora, la prossima settimana io mi auguro di ricevere qualche messaggio e coinvolgere più gente, perché dovete sapere che magari anche se noi non lo diciamo, i vostri messaggi se arrivano li leggiamo. Prossima settimana, venerdì dalle 19 alle 20 vi aspettiamo, stavolta daremo voce a quello che è il pensiero del tifoso. Voglio che mandate dei messaggi per capire anche voi cosa ne pensate di quello che abbiamo discusso oggi. Un vostro Ma oggi pensiero. ne sono arrivati tanti di commenti, Qualcuno a volo, veloce, tanti. niente? Ho già chiuso perché la batteria è andata. Quindi abbiamo appena chiuso e di commenti ne sono arrivati tantissimi. Chi era d'accordo, però sempre l'argomento principale è stato Toscano. L'autista chi? Va bene. Il pilota. Io direi di chiudere, Purtroppo è salutiamo stato a così. tutti, ringrazio. Ci sono tante linee di pensiero sul Toscano. ti giuro che oggi le linee di pensiero sono state tutte verso la stessa via, non c'è stata modifica, tutte di là andavano. Però raga, è inutile secondo me ribadire e come dire, quando tu colpisci sempre il dente che duole, è inutile, perché è così, deve essere così per adesso, non si può modificare questa cosa, andarlo ad enfatizzare e andarlo a sottolineare e andarlo a ripetere, sarà un campionato lungo con questo Ma io sono convinto che rimarrà fino alla fine Toscano perché come dicevo, la sua esperienza può essere utile nella certezza che cambi Nella testa anche dei alcuni calciatori. pensieri, ragazzi, che cambia alcuni pensieri, dai. Va bene. Grazie, buona serata. Ciao a tutti e buon proseguimento. Ciao e sempre Forza Catania. Quello sempre. Grazie a tutti come sempre per essere stati con noi. Vi do appuntamento a domani pomeriggio come sempre su Bella. Grazie, un buon proseguimento di giornata e venerdì sotto il cielo rosso azzurro.